E intanto si registrano 2 casi di contagio a Meolo, positivo un bambino della primaria di primo grado, sottoposti a tamponi genitori e compagni. Intanto in queste ore si registra una vera corsa ai test rapidi nelle ULSS del Veneto, aziende prese d'assalto, sempre di più le mamme anche che si recano con i propri figli a fare i tamponi. A Padova noi siamo stati all'azienda ospedaliera di Padova, sono stati posizionati 2 container davanti alla pediatria. Ivana Godnik. In coda, gli scrutatori impegnati ai seggi elettorali da domani che devono presentarsi con l'attestato di negatività e chi è appena rientrato dalle vacanze. Sono centinaia i padovani in attesa del tampone. Gli ambulatori di via Tommaso Temanza all'Arcella sono presi d'assalto, tanto che l'ULSS Euganea ha posizionato alcune tensostrutture per effettuare i tamponi all'aperto, evitando così qualsiasi contatto con l'interno del distretto. L'emergenza coronavirus nella città del Santo rispetto alla scorsa primavera è meno drammatica, nonostante i numeri dei contagi continuino a salire, ma i ricoveri nei reparti di terapia intensiva per ora rimangono sotto controllo. A preoccupare ora, con la riapertura delle scuole, sono soprattutto i più piccoli e davanti al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera padovana hanno posizionato 2 container operativi già da questa mattina. Il bisogno in questo momento è di sottoporre a tampone nasofaringeo tutti i bambini che frequentano le comunità e che presentano sintomi potenzialmente anche suggestivi di una malattia da coronavirus. Se non arriviamo tempestivamente alla diagnosi significa mettere in difficoltà non solo la scuola ma tutta la famiglia, perché i bambini devono essere assistiti, devono rimanere a casa e di conseguenza crea un grosso problema alla collettività. Dalla carenza di insegnanti, in particolare quelli